Eder McAllister. Tempo fa avevo trovato questa nota di Vincenzo Compagnone, ex caposervizio di Nello Visintina al Messaggero Veneto. 20 anni di conoscenza. La lascio qui, nel libero canale di Eder, l'unico che riesco a frequentare. Personalmente credo che la pista del gioco d'azzardo, ammesso prima candidamente da Nello con la dedizione di 4 volte al mese da 30 anni, e poi rinnegato in un amen, forse consigliato da qualcuno. Dopo che Trieste prima ha scoperto la strisciata da 500 euro al casino di Sezzana, un giovedì qualunque di ottobre 2017, in orario appena dopo pranzo. E supponiamo non si gioca a una cifra del genere una volta nella vita, a meno che uno non si sia beccato proprio quel giovedì una botta in testa, sia quella da perseguire. Ecco le parole dell'ex caposervizio, oneste. Il marito Sebastiano, Nello per gli amici, è stato il fotoreporter del Messaggero Veneto per tutti gli anni, una ventina, in cui sono stato caposervizio del giornale a Gorizia. Avevamo, quindi, una frequentazione quotidiana. Non ho mai avuto particolari screzi con lui, interpretava il suo lavoro con grande dedizione e passione. Ricordo quando si recò oltre confine per documentare, nel 1991, la battaglia alle porte di casa, fra l'esercito jugoslavo e le milizie slovene che reclamavano l'indipendenza. Era disponibile in qualsiasi momento, giorno e notte. Spesso, se accadeva un incidente stradale o un incendio, arrivava prima lui delle forze dell'ordine. Soffrì, quando per il ridimensionamento delle redazioni, fu costretto a lasciare l'incarico e a trasferirsi con Lilli a Trieste. Certo, era una persona, come dire, un po' particolare, stravagante se vogliamo, ma sicuramente non cattiva né violenta. E con Lilli, anche quando poi tornava a Gorizia in occasione di alcune manifestazioni come il Festival del Folklore, la Fiera di Sant'Andrea dove ci siamo incontrati per l'ultima volta nel 2019. Formava almeno in apparenza una delle coppie più affiatate che abbia mai visto. Ovviamente ognuno ora si sarà fatto un'idea su quello che è successo, ma ricordiamoci che al momento non è stato nemmeno iscritto nel registro degli indagati. Cerchiamo quindi di non fare gli Sherlock Holmes da tastiera, di non istruire processi sommari sui social, e lasciamo che gli inquirenti, guidati da un eccellente magistrato come il goriziano Antonio De Nicolo, svolgano con calma il loro lavoro. Un coinvolgimento diretto di Nello in questa terribile vicenda mi provocherebbe un dispiacere enorme. Identifico in lui, nelle sue corse trafelate, nelle risate, un lungo pezzo della mia vita professionale, un pensiero doveroso infine per Lilli, una donna discreta, riservata e di poche parole, una persona generosa. Le loro foto rimandano l'impressione di un legame felice, inossidabile. Certo, spesse volte non tutto è come sembra, ma, quando li vedevo insieme, in redazione dove lei talvolta veniva, oppure fuori, mi ero affezionato a quei sorrisi e a quegli sguardi. Vorrei poterci credere ancora, non aggiungere altro dolore a quello, immenso, che la morte di Lilli mi ha fatto cadere addosso. Richard Kuklinski era soprannominato Iceman, uomo di ghiaccio, a causa del suo metodo di congelare i corpi delle sue vittime per ritardarne il processo di decomposizione e ingannare le autopsie medico-legali, cosa che tuttavia non gli riuscì. È stato un famigerato assassino a pagamento, ha ucciso anche per conto delle mafie, si dice le sue vittime siano più di 100. Spesso le vittime erano lasciate in grotte o anfratti nella speranza che la fauna locale distruggesse ogni traccia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.